Buongiorno, io sono Edi Gomboso, presidente della cooperativa La Blave di Mortean. Benvenuti a Mortegliano. Siamo vicino al Mulino d'Olivo, mulino che è stato costruito fine 800 e nella sostanza rappresenta quella che è una realtà tipica di Mortegliano e delle sue frazioni. Nella storia di questi ultimi 100 anni, il mulino d'Olivo è stato quello che ha caratterizzato la presenza di molti agricoltori che arrivavano qui al mulino con un quintale di mais e venivano a macinare. L'acqua proviene dalla roggia di Udine. A Udine c'è una diramazione che abbandona la città e poi segue gli abitati di Campoformido, Pozzuolo, arriva a Mortegliano e qui poi a 3 chilometri la roggia di Udine finisce il suo percorso e cede l'acqua al torrente Cormor che lo porta in laguna. Da qui appunto la caratteristica che Mortegliano acquisiva era facilitata anche da questa bella presenza d'acqua che alla fine caratterizzava e garantiva agli agricoltori un buon raccolto. Vicino a casa mia c'erano 2 aziende agricole e in questo periodo autunnale o invernale, verso le 7 di sera, capitava che quando uno usciva nel cortile sentiva un profumo di polenta. Io mi ricordo ancora di queste tavolate affollate con tanti ragazzini o altre cose e tante persone che in giro mangiavano soprattutto polenta. E la storia di Mortegliano prende spunto da queste cose. Ecco, questa è la polenta che noi facciamo, che noi produciamo. È una polenta gialla o una polenta bianca oppure una polenta grise, dove in effetti la miscelazione è 85% farina gialla e 15% grano saraceno. Queste confezioni vengono fatte giornalmente, sono senza conservanti, la confezione è sottovuoto. Questa polenta è una polenta riconosciuta come prodotto di alta qualità, che purtroppo però nel circuito di fattorie friulane non lo troverete. Non lo troverete perché trattasi di prodotto fresco, trattato senza conservanti, però con la farina potete farvi la polenta a casa. E anzi, la polenta espressa è sempre sinonimo di fragranza. Il profumo che viene realizzando e facendo la polenta è una cosa che merita ancora più un apprezzamento rispetto a quella che era la polenta che volevamo magari consegnarvi già confezionata. Blave in Friuli significa mais e Mortegliano viene definito il país dal Blave, il paese del mais. Si coltiva il prodotto utilizzando un disciplinare di coltivazione rigido. Si utilizza un trattamento minimale per quanto riguarda l'utilizzo di fitofarmaci e anche gli interventi che devono preservare la pianta da piralide o altre malattie vengono fatti con prodotti che hanno caratteristiche assimilabili a un trattamento biologico. Il prodotto viene raccolto e essiccato a bassa temperatura, mantenendo le caratteristiche quindi organolettiche migliori per poter presentarsi poi alla macina con un prodotto di qualità. Questo è il mais che noi coltiviamo, diciamo mais che abbiamo anche sperimentato anno su anno con i nostri soci. Sperimentiamo su un ettaro di terreno varietà diverse di mais, anche perché le situazioni climatiche, le realtà climatiche cambiano, ma non cambiano solo sui giornali, ma cambiano anche sul nostro territorio e di conseguenza dobbiamo avere la garanzia che tutto quello che andiamo a produrre sia meritevole di attenzione.